Enrico Farina, direttore della casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia, è stato temporaneamente sollevato dall'incarico per essere destinato ad altro ruolo, una decisione piombata nell'istituto di pena veneziano come un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo aspettava, né tantomeno vi erano stati avvisagli in tal senso. Perciò oggi, nonostante sia già stato nominato un reggente al suo posto, tra i detenuti, ma anche tra gli agenti personali e volontari, regnava un grande disorientamento. Un provvedimento di questa natura è di esclusiva competenza del provveditore regionale. La comunicazione parla di provvedimento temporaneo, ma la decisione ha tutta l'impressione di essere una scelta molto più drastica se non vi saranno ripensamenti o cambiamenti sempre possibili finché la vicenda non assumerà contorni più chiari. L'interessato, ufficialmente in ferie, non ha rilasciato alcun commento sulla scelta, maturata dalla sera alla mattina, che ha cominciato a circolare dal pomeriggio di venerdì. Pochi giorni fa, in Vaticano, aveva presenziato alla presentazione di Porta della Speranza, promosso dalla Santa Sede, con il cardinale e il prefetto José Tolentino de Mendoza e il professor Davide Rampello, che coinvolgerà anche il carcere veneziano. Nulla faceva presagire che Farina, psicologo e scrittore, fosse in partenza dalla Luna. Così aveva parlato in quell'occasione ai media vaticani a Vatican News. Questo monumento della Porta della Speranza rappresenta quella metafora che si concretizzerà a Venezia, attraverso la quale i detenuti potranno guardare oltre la linea d'ombra, sostanzialmente, guardare oltre quello che è il mondo chiuso delle prigioni per poter accedere a delle opportunità.